Siamo qui con Massimo Zini, allenatore della formazione dello Schio Juniores Elite. Una bella salvezza, Massimo, anche se in un campionato non semplice. Sì, è stato lavorato parecchio, non siamo partiti benissimo, anche condizionati da dei fattori esterni, però poi i ragazzi hanno ingranato soprattutto e hanno creato un gruppo tra di loro esulendosi proprio dalle condizioni esterne che venivano dall'esterno, e lì è stata la loro forza, insomma. Un campionato che è stato vinto dal Real Grezzana Lugo, ci sono stati vari momenti in cui Villafranca, Trissi si sono alternati. Secondo te ha vinto la squadra più forte, quella più continua? Ha vinto la squadra più continua perché il Villafranca era più attrezzato, secondo me. Brutto è stato il Trissino, che era partito alla grande, però poi ha fatto la seconda parte del campionato in discesa. Dispiace un po' per i nostri amici del Malo che stanno lottando adesso. È brutto, però sai, dopo tanti anni il Malo potrebbe perdere la categoria. Per quanto riguarda Massimo Zini, il futuro? Guarda, ci sarebbe stato da parlare col grande assente della serata Enrico Cunico. Futuro è di far calcio a modo mio. Bene. Con i miei valori. Bene, un grande in bocca al lupo Massimo. Grazie, grazie.